Bene, Veneto Globe con la trasmissione Voci dal territorio per sentire quelli che sono i pareri, le situazioni che si sono create con la grande pandemia del coronavirus. Oggi si è messo in contatto con l'associazione Conegliano in Ciba, con la presidente Patrizia Loberto. Buongiorno Presidente. Buongiorno a te. E con il vicepresidente e presidente Stefano Sperandia. Buongiorno. Buongiorno Bruno, ciao Patrizia. Ciao. Bene, io ho saputo, mi sono corse voci, che Conegliano in Ciba è stata molto attiva in questo periodo, in questi, possiamo dire, 60 giorni di clausura forzata? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Ecco. E Conegliano in Ciba si è data molto da fare, specialmente per aiutare gli altri. Io direi di incominciare dalla Presidente. Raccontami quali sono state le vostre iniziative e come intendete poi operare per il futuro. Ciao Bruno e ciao Stefano, grazie intanto di avermi chiamato perché questa cosa ci tengo proprio a raccontarla. 10 marzo abbiamo avuto un'idea, io e 3 ragazze che, se mi permetti, le saluto e le ringrazio, che sono Barbara Daros, Roberta Arnosti e Marica Brusco. Una tecnologica, una marketing e una che sa benissimo l'inglese, ha detto, ci siamo trovate e mi hanno detto: Patrizia, la Ferragni con la piattaforma ha fatto una raccolta fondi. Cosa dici se proviamo a fare una raccolta fondi per l'ospedale di Conegliano? Calcola, Bruno, che il 10 marzo non si sapeva neanche a cosa andavamo incontro. Quindi diciamo la cosa era partita anche un po' in sordina. Infatti tra di noi abbiamo detto, beh dai, se riusciamo a raggiungere anche, sai, noi nel piccolo abbiamo detto magari 50.000 euro facciamo tanto. Proprio perché eravamo incoscienti di quello che stavamo facendo e anche di quello a cui andavamo incontro. E siamo partiti proprio senza neanche sapere da che parte prendere e siamo partiti, abbiamo lanciato la raccolta fondi. Ti dirò che è stato un successo subito immediato, subito. Dopo 2 giorni mi chiama la ragazza e mi fa: dobbiamo aprire un conto, perché non tutti, sai, fanno la donazione con la carta di credito. E quindi abbiamo aperto un conto corrente in Banca della Marca e siamo partiti con questa doppia formula di raccolta fondi. E ho chiamato subito il sindaco Fabio Chies perché avevo piacere che mi facesse da garante, perché comunque la città di Conegliano col sindaco Fabio Chies, diciamo che è uno dei nostri 2 soci, perché noi, come tu ben sai, Associazione di Conegliano in Cima, abbiamo 2 soci, siamo un'associazione pubblico-privata, da una parte abbiamo il comune e dall'altra abbiamo l'Ascom. Quindi ho chiamato subito Fabio Chies e gli ho detto: ci fai da garante, anche perché poi in futuro dobbiamo interfacciarsi con l'ospedale. E lui, contento di questa iniziativa, sai come fa lui, avanti tutta, e siamo partiti. È stata una grande avventura, veramente una grande avventura, ma come posso dirti, anche emozionale, una grande avventura anche emozionale. Io direi di sentire un attimo, Patrizia, fammi sentire un attimo Stefano, perché mi sta andando via un po' il tuo segnale. Neanche di questo cogliere soldi. Mi senti? Sì, se mi permetti, vorrei far continuare Stefano perché mi sta andando via il tuo segnale. Questo è il bello della diretta comunque, Poi riprendiamo con te. Puoi continuare il racconto. Sì. Allora, Stefano, la raccolta fondi era propedeutica comunque all'ospedale a aiutare le strutture che dovevano curare eventuali malati di coronavirus. Questa era solo mirata a questa funzione, vero? Sì, allora Bruno, un giorno mi chiama la Patrizia e mi dice questa idea. E io come ruolo ho un po' di tenere le briglie, perché quando partono queste donne sono inarrestabili, non le fermi mica. Ne avevi 4, Sì, 4, sì, sì. 4.
dopo mi scrivono e io devo cercare di tenere le briglie perché qua non è facile. Vabbè, comunque faccio un po' da mediatore. Ma scusa, tra una sigaretta e l'altra forse andavi anche bene. Faccio un po' da mediatore. Comunque, insomma, è partita questa raccolta fondi con la piattaforma e il bello è stato, come diceva la Patrizia, che i cittadini normali, semplici, hanno cominciato a pompare su questa piattaforma e a donare, chi più, chi meno, che è partito da 50 euro dopo delle belle botte grosse, e dopo si sono unite tutte le altre associazioni che hanno preso con gli anni in cima, ad esempio, e li hanno presi come da garante per questa iniziativa e hanno raccolto fondi all'interno, gruppi di calcio, comuni, altre associazioni, Proloco, e hanno donato in blocco anche cifre notevoli. Le stesse aziende hanno donato, faremo più avanti probabilmente una lettera per ringraziarli tutti, e siamo arrivati a una cifra importante, insomma, dei 50.000 che si sperava all'inizio abbiamo passato di ben oltre i 186.000 euro. Bene. Era nato appunto per l'ospedale italiano perché all'inizio, come sappiamo, mancavano mascherine, mancavano respiratori, mancavano camici, insomma ci siamo mossi. Si sono mosse le ragazze, le donne si sono mosse in maniera pesante per tirare su dei fondi per poter donare appunto all'ULSS 2 di Conegliano, che stavano facendo un lavoro importante e impegnativo. Ecco. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non ha agevolato assolutamente in nessuna maniera questo approccio al problema, perché prima non ci hanno dato le notizie sicure e poi tutta la burocrazia si è messa in moto per mettere i bastoni fra le ruote. Perché anche adesso non ci sono le mascherine, vero? No, allora sicuramente il problema è stato sottovalutato dall'OMS e dall'Europa. Io penso, sono probabilmente anche ignorante, è l'ultimo che può parlare, però se la Cina con 1.300.000 persone mette sotto chiave una città da non so quante mila, 80.000 persone che è Wuhan, e la azzera completamente, la chiude completamente, forse non dovevamo prendere tanto sotto mano. Probabilmente partendo per tempo metà gennaio, i primi di febbraio, con chiudere tutto, avremo risolto più in breve tempo il problema. L'OMS ha sottovalutato, l'Europa ha sottovalutato, abbiamo notato anche il sciacallaggio da parte di alcuni paesi europei che ci hanno portato via mascherine e quant'altro che ci venivano donati dalla Cina, dalla Russia, e adesso parlo di articoli letti sul giornale. Insomma, si è visto che l'Europa, come sempre, non esiste se non per le banche e per i soldi. Per quando riguarda la solidarietà e quant'altro, l'Europa non esiste per quello che mi riguarda. Adesso sembra che piano piano si stia partendo la macchina, che ci siano le mascherine, che si trovino, però non è facile approvvigionare tutti. Cioè, io penso che con le mascherine andremo avanti un bel po' e quindi bisognerà fare una gran scorta di questi dispositivi di protezione, insomma, ecco, sia noi come cittadini che come negozianti, perché dopo saranno i guanti, l'igienizzante, e sia l'ULSS che con i respiratori, con i camici e tutta l'attrezzatura che serve, insomma. Patrizia, tu sei fortunata ad avere un vicepresidente così, e uno che va all'attacco e uno che non si ferma davanti a niente. E allora mi rivolgo a te per una questione più sociale, diciamo. Il comune di Conegliano, perché sei più buona, si vede che sei più buona te di lui. Il comune di Conegliano invece si è mosso in maniera in prima linea tutti gli amministratori, il sindaco che ha purtroppo avuto anche lui, è stato toccato da questa pandemia, che ne è uscito e oggi sta bene, però la macchina da guerra della protezione civile di Conegliano e dell'amministrazione mi sembra che si è messa in moto molto bene, no Patrizia? Sì, infatti volevo dirti anche questo, perché poi il 12, mi ricordo, guarda, io ho tutte le date proprio memorizzate perché sono stati giorni veramente di frenesia. Il 12, che ero giù in protezione civile, che c'è stata la consegna delle mascherine da parte dei cinesi, se ti ricordi, abbiamo lanciato lì, dalla protezione civile con Gabriele, una raccolta viveri per il COC. E anche lì poi, Stefano te lo può dire, l'abbiamo lanciata come Conegliano in Cima il 12
e il 13 abbiamo dovuto chiuderla perché veramente il volontariato che c'è in questo comune, comuni insieme, aziende, quello che non hanno portato in protezione civile per dare una mano, perché tu pensa che il COC dava 40 pasti al giorno, quindi aveva il punto dove doveva far da mangiare tutti i volontari che erano nel territorio, ai loro stessi, alle forze dell'ordine, quindi erano veramente subissati, non erano pronti. E anche lì, guarda, il volontariato è entrato veramente a gamba tesa, ha sistemato, ha portato, sono arrivati furgoni da supermercati, hanno donato un'auto, cioè c'è stato veramente uno spiegamento di forze di volontariato del territorio che veramente ringraziarli è poco. In prima linea c'era sempre il sindaco che poi, povero, ha preso il contagio, però il vice sindaco Claudio Toppan e Claudia Brugioni hanno fatto un grosso lavoro perché loro erano comunque al comando per gestire le famiglie sociali che erano rimaste da seguire. E poi hanno portato i pasti a casa, le spese a casa, cioè c'è stato fatto un lavoro con la protezione civile veramente tanto di cappello, ringraziando comunque anche i carabinieri in congedo, i soccorritori, la Croce Rossa, cioè io guarda, in questo mese ho visto tante di quelle forze in campo che donano il loro tempo per far del bene alla città. Veramente, guarda, Allora sono io rimasta... vorrei dedicare gli ultimi minuti di questa trasmissione al dopo. Al dopo lo dovete ragionare come imprenditori, perché siete due imprenditori, oltre che come volontariato per la raccolta di fondi. La mia paura è il dopo, la mia paura è la ripresa, chi potrà riprendere, chi potrà aprire attività commerciali, chi le potrà aprire e il fatturato che andrà a dimezzarsi quando è poco e a perdere quasi l'80% quando si arriva alle misure più drammatiche. Ecco, io vorrei che prima intervenga il vicepresidente Stefano e che poi concluda Patrizia su questo tema molto importante che è il futuro. Sì, Bruno, il problema è un problema grave perché stiamo aspettando con ansia la nuova puntata della serie TV nuova a decreto di Giuseppe Conte che va in onda un po' quasi tutte le sere ormai, che ci dirà oggi per domani quali saranno i dispositivi e quali saranno le normative a cui andremo incontro alla sanificazione, ai DPI, una persona, due persone che possono entrare, cioè veramente c'è tanta confusione e non sappiamo, non riusciamo neanche a prepararci più di dare una pulita ai locali, essere pronti subito ad aprire, non sappiamo ad oggi come dobbiamo comportarci. Io ho un negozio piccolo, 28 metri quadri, quindi in base alla normativa può entrare una persona, capisce che ho una tabaccheria e vuol dire avere la fila fuori perché una persona mi sta dentro 2 minuti e dovrei misurargli la febbre, cioè non lo so, io non lo so, non lo sappiamo. Sono preoccupato molto per i locali perché insomma il centro conegliano, i locali mediamente sono piccoli e vivono con la gente che beve, che mangia e non ci può stare. Non ci può stare, ci sono locali che sono veramente piccoli, ce ne sono certi che hanno il plateatico fuori, ma fuori non si sa se si può stare, l'assembramento, quando riapriranno, cioè sul piatto ci sono imprenditori che devono riaprire e devono avere liquidità e devono riuscire a sopravvivere, ma ci sono posti di lavoro, ci sono dipendenti, ce la faranno, non ce la faranno, cioè veramente non si rendono conto e siamo in mano a persone che probabilmente non hanno mai lavorato, non hanno mai fatto questo lavoro e si metteranno delle regole, delle normative che probabilmente non avranno né capo né coda. Come avevamo parlato prima, io spero che dalle forze dell'ordine, dalla questura, dal prefetto ci sia un aiuto, non ci sia la repressione, perché siamo qua per lavorare, siamo qua per sopravvivere. Quindi se passa la pattuglia e vede che dentro il mio locale ci sono due persone o fuori non sono vicine, che non vengono a fare le multe
stiano vicino ai commercianti, vicino ai residenti, vicino ai cittadini, perché la repressione dopo crea disagio e crea rabbia e non c'è questo, non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di un aiuto per venirne fuori. Ripeto, in ballo ci sono posti di lavoro e ci sono famiglie che magari vivono con queste attività. Noi siamo commercianti, ma parlo di esercenti che saranno gli ultimi ad aprire. Speriamo bene, speriamo bene. Hai ragione, hai fatto bene a toccare questo tasto delicato delle forze dell'ordine, e io vorrei aggiungere che il vero potere delle forze dell'ordine non è la repressione, ma il buon senso. E noi speriamo di avere almeno qui sul nostro territorio persone di buon senso che aiutano e che non vanno in cerca dei delinquenti dove non ci sono. Patrizia, visto che noi due siamo i più cattivi, finisci tu che sei la più brava. Volevo dire che Conte ha appena parlato. Ecco. Ha parlato adesso. Allora per fortuna che non l'abbiamo sentito. No, ma voglio dire che non ha detto niente alla fine, quindi guarda, alla fine non ha detto niente. No, io ti posso dire, ti parlo da commerciante e anche per i miei commercianti. Noi siamo pronti, Bruno. Noi abbiamo già contattato l'azienda che ci sanifica i locali, abbiamo già fatto incetta di guanti, mascherine, c'è chi anche ha già predisposto un po' il locale, no? Cioè spostando magari 2 sedie, mettendo un pannello, cioè noi siamo pronti. Il problema è che bisogna che ci diano il via. Il via naturalmente con delle regole che non sono uguali per tutti, perché giustamente il parrucchiere le avrà diverse dalle mie. Però sai, io ti parlo per quanto riguarda l'abbigliamento. La mia paura qual è? Non è tanto aprire e poter vendere, perché comunque in negozio noi siamo rimasti con la collezione primavera-estate. Noi dovrebbe arrivarci la collezione nuova, e la collezione nuova non può essere stata, come posso dirti, prodotta. E se è stata prodotta, in che paese del mondo è? Quando è che ci sarà la possibilità di trasportarla e farla arrivare nei negozi? Quindi capisci anche te che ogni settore ha il suo problema. Quindi come quello del bar avrà quello sicuramente dell'assembramento, noi avremo il problema della merce. E quindi sono tutti punti di domanda che sono tanti, con naturalmente spese fisse che rimangono, perché bollette vanno, l'affitto va, chi ha dipendenti li devi pagare e di conseguenza adesso come adesso speravo, ti ripeto, che alle 4 ho parlato Conte ma non ha detto niente, quindi siamo ancora in attesa. Io spero che la gente, come ripeto, capisca, si ricordi di tutti noi che abbiamo dato tanto in questo periodo e in qualche maniera, venendo nei nostri negozi, ci ripaghi. Ecco, io spero in questo. E allora, confido, come ha detto Stefano, nelle forze dell'ordine, appunto, che non facciano cassa, ma che ci diano una mano. E ripartiamo perché non possiamo fare altro, poi noi non siamo abituati a fermarci. Quindi allora, dobbiamo ripartire. Sulle parole della Presidente io direi di concludere, ripartiamo, è vero Vicepresidente e Presidente, ripartiamo e non dimentichiamo quello che è il ruolo dell'associazione Conegliano in Cima. La mia paura, che dicevo, è il dopo per quelli che rimarranno senza soldi, senza spesa, e la vostra funzione poi sarà anche quella di continuare nell'aiuto ai servizi sociali, nell'aiuto alle famiglie, nell'aiuto a coloro che purtroppo non avranno grandi risorse per affrontare il futuro, e ce ne saranno molti. Da parte nostra, vedi, come comunicazione ci mettiamo l'anima per poter portare delle trasmissioni, fare delle trasmissioni come questa, che sono utili per dare coraggio, penso, alle imprese, perché siamo tutti partite IVA, perché siamo tutti che dipendiamo dalla nostra forza, dalla nostra volontà. Non ci siamo fermati e a fine mese comunque lo stipendio è arrivato. E allora dobbiamo farci comunque carico anche di quelli che rimangono a casa e rimangono a terra. Grazie ragazzi, grazie Patrizia, grazie Stefano, un abbraccio e complimenti per
l'operato dell'associazione. Ciao, arrivederci. Grazie Bruno, Ciao, grazie. grazie. Ciao.